Conferenza stampa stamani del questore di Agrigento, Rosa Maria Eraci, presso la sala San Michele della Questura, per un saluto di commiato del dirigente superiore dottor Giannantonio, promosso e trasferito ad altro incarico. L'occasione è servita al questore Rosa Maria Eraci anche per tracciare un bilancio sull'attività svolta globalmente dalla Questura di Agrigento, un lavoro intenso, in particolare quello relativo al contrasto all'immigrazione clandestina. Sì, noi siamo assolutamente contenti, è un riconoscimento del lavoro fatto globalmente da tutta la squadra della Questura, che ha premiato in questo momento la professionalità del vicario del Questore, del dottor Di Giannantonio, promuovendolo alla qualifica superiore di dirigente superiore della Polizia di Stato. Abbiamo lavorato in maniera molto intensa, abbiamo lavorato per cercare di garantire e di lasciare immutato il sistema del controllo del territorio senza che questo venisse condizionato dall'enorme lavoro che abbiamo fatto nel settore dell'immigrazione. I risultati ci hanno premiato, come vedete, con la promozione di cui stiamo parlando. Cosa mi rimarrà di più? Tutto quello che ho fatto, tutte le persone che ho incontrate e la città anche, perché mi ha dato la possibilità di vivere dopo tanti anni di città grande, di vivere una città piccola e quindi di poter disegnare meglio le difficoltà, ma devo dire anche i piaceri che offre una piccola città, sicuramente più vivibile, sicuramente più a misura d'uomo e con problematiche che ti rendono tutto molto più vicino alle persone e alla città stessa. Lei ha ricordato Ravanusa, per esempio, in conferenza stampa. Sì, Ravanusa è stata una di quelle esperienze che avrei preferito non fare, non per il mio lavoro, ma per ciò che è successo agli abitanti e alle persone che non ci sono più di Ravanusa. Lì c'è stata una grande difficoltà, però devo riconoscere, come ho detto poco fa, che la struttura pubblica statale della provincia, per quanto sicuramente non avvezza per fortuna a questo tipo di emergenze, penso che abbia risposto molto bene e da subito a tutto ciò che è successo e per rendere il miglior servizio possibile che tutti gli ambiti dello Stato e tutte le formazioni statali potessero in quel momento rispondere. E devo dire, anche da Roma hanno risposto prontamente, perché la mattina del giorno stesso ero lì e la mattina presto tutte le autorità nazionali sono scese a Ravanusa, e quando parlo di autorità nazionali parlo delle autorità che comunque in qualche maniera dovevano affrontare e risolvere il problema, non solamente di rappresentanza, assolutamente no. Cosa le mancherà? Ma guarda, mi mancherete voi, perché poi alla fine voi come agrigentini, perché un popolo tranquillo, mi sono trovato bene, nel senso che mi sono sentito, spero di non essermi sbagliato, ma se mi sono sbagliato, come dice quello, spero di essermi sbagliato sentendomi bene, che è sbagliato è sentirsi male, perché mi sono sentito circondato dal vostro affetto, dal mio ufficio, dagli appartenenti alla Polizia di Stato nelle varie conformazioni, dal poliziotto che lavorava alle varie rappresentanze e associazioni sindacali, civili e di polizia, ma anche a tutti i colleghi, perché io la sera comunque andavo con loro a giocare a calcio a 11.